maldestro. Provate a fargli anche uno squillo, ti ho mandato il link. Ok, allora Emilio, comincia ad introdurre di cosa Ok, allora parliamo. ok, vabbè, noi abbiamo desiderato questa live oggi perché praticamente dopo il risultato delle elezioni in Europa, il dato è tratto e il partito dell'astensionismo continua a vincere. Vince in Europa, superando addirittura a livello italiano una persona su due, meno di una persona su due è andata a votare. A livello regionale la Campania ormai vive una situazione dell'astensionismo non indifferente, con il 45% alle regionali alle ultime elezioni, un sindaco di Napoli che è stato votato da 200.000 cittadini su 1 milione di abitanti, e quindi stiamo parlando poi con un astensionismo che è sempre maggiore rispetto alle persone che vanno a votare, e quindi la stessa cosa vale per gli europei a livello nazionale. Dal 1979, dove c'era il 90% del livello di praticamente di persone che andavano a votare, oggi siamo sì e no sul 50-49, il sud chiaramente in maniera molto, molto elevata. Per questo abbiamo deciso di fare questa live stasera con i vari amici, tra cui vediamo se qui si sta collegando, eccolo qua, anche Maldestro. Quindi siamo con Gigi Lissa, vabbè, diciamo nessuno ha bisogno di presentazioni, però Maldestro è un artista napoletano che ormai tutti conoscono, Salvatore è un attivista napoletano che ha un'associazione, si chiama Giovani Promesse, Francesco Capo è un giornalista, il nostro ormai giornalista dell'Identitario, e Gigi Lissa l'editore. Ragazzi, senza perderci in Ciao, chiacchiere, penso che... Ciao Maldestro. Senza perderci in chiacchiere, Gigi, più o meno cosa pensi tu dell'astensionismo? Battuta veloce e poi volevo passare a maldestro. Sì, aprimi. Ok. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie a tutti gli amici che hanno partecipato alla diretta e molti che ci stanno seguendo. Allora, diciamo, questa idea a me e Antonio Maldestro ci è venuta oggi di parlare proprio di che cosa ha portato le persone a non voler più partecipare al voto politico. Ci deve essere una ragione. È inutile che ci sono delle persone che vogliono accusare, accusano gli altri, dicono ma non andate a votare, è un diritto mancato, ma un diritto di che cosa? Ma se per esempio noi votiamo dei politici, i nostri politici, il governo può scegliere se poter stare nella NATO o no. Noi possiamo scegliere se a chi voler mandare le armi e se dobbiamo mandare le armi. Oppure ci viene detto che perché facciamo parte di un patto dell'Alleanza Nord Atlantica noi siamo obbligati a fare quello che dice la NATO, o siamo obbligati a fare quello che dice l'OMS quando ci impone come dover dirigere il nostro sistema sanitario, oppure lo decide l'Europa, l'UE. Ma quale Europa? Quella dei burocrati che decidono insieme alla BCE e qualche potentato cosa si devono fare nei paesi membri della Comunità Europea. In che termini oggi il voto condiziona il potere? Se il potere non è più nella politica, i politici a che servono? Se noi non votiamo più chi realmente fa i giochi economici, militari e sociali di un paese, mi spiegate allora che cosa stiamo votando? Cioè, oggi ha più valenza, cioè, o meglio, ha più significato votare un sindaco o al massimo qualcosa di regionale che votare qualcuno alle nazionali. Perché lo Stato-nazione, gli stati, le nazioni, chiamiamoli stati, ma sono delle corporation oramai in mano alla grande finanza internazionale. Tra l'altro, altra entità sconosciuta che non si sa chi dirige l'orchestra, quando ci dicono ah ce lo impone il mercato, ma chi è sto mercato? Nome, cognome, chi è? Chi lo sceglie, chi lo decide? Allora capirete che la democrazia, il potere del popolo è una palla, è una palla, è una palla, e i politici che vanno alle nazionali o peggio le europee praticamente non contano niente. Parlano sulle stronzate, infatti. Si parla solo di stronzate. Se Vannacci è contro gli omosessuali o no,
se i diritti praticamente, se l'articolo IL è discriminatorio o no, in che termini noi ci poniamo, tutto strunzato. Ma di fatto, nella vita quotidiana delle persone, che la mattina si svegliano e devono mangiare, vivere, bere e poter avere il diritto di sognare e magari non partecipare a una guerra mondiale, che sono cose importanti. La politica che conta? Oggi un governo come la Meloni può decidere di uscire dalla NATO? No. Lo sapete perché? Perché quel governo è sottoposto a una serie di contratti che gli impone di non poter uscire dalla NATO. Noi possiamo decidere di stare dalla parte dei palestinesi o degli israeliani per caso? Nonostante la popolazione, alla stragrande maggioranza, sa che si sta perpetrando un genocidio schifoso ai danni del popolo palestinese, ma quei 4 scelti dall'alta finanza che rappresentano uno pseudo governo fantoccio dell'Italia, come tutti gli altri governi del mondo occidentale, decidono loro. Anto, tu che ne pensi? No, è stato troppo buono secondo me dicendo che la stragrande maggioranza delle persone sono pro-palestini. Invece penso forse il contrario, no? Visto che appena succedono cose del genere la stampa governativa, la TV di Stato, insomma tutti i nostri giornali mainstream, giornali per dire proprio giusto per dare per essere buoni e politici. Allora una cosa che fanno è proprio quella di, no, di sviare completamente il discorso, dettare subito una regola, dettare subito la strada da seguire, no? Quindi dire che Israele è stata colpita da un attentato, quindi tutto quello che fa è giustificato. E infatti che succede? No, sui social, la prima cosa che noti su Facebook, su Instagram, tutto quando si bandiera a favore di quel paese che il nostro paese ha deciso da sostenere. Ma la gente non sa niente, manca lo stato del paese, geograficamente, si lo sta Israele, non comprende, non sa le dinamiche che stanno dietro a quel paese da molti anni, non sa le dinamiche di una guerra complessa che dura da molti anni. E questo perché succede? Perché lo Stato lavora sull'ignoranza delle persone, lavora sull'ignoranza proprio sull'ignorare delle cose, ma quando le persone le ignorano per distrazione, poi ci pensano loro, a chi magari è più attento a sviarlo. Quindi bisogna essere molto forti, bisogna essere... Sappiamo la verità, oggi è faticosa la verità. Quindi uno deve, quello che io dico sempre alle persone, uno deve sapere una cosa, deve andare fino in fondo da studiare, non finisce mai, quindi la verità è una cosa infinita, non finisce mai. Quindi va a sapere, non vado a moccare perché voi veramente pensate che i politici a mattina si scegliono e pensano a voi, cioè pensano a me, la persona X, non pensano solo come andare avanti con i propri interessi, spartirsi i territori, per il loro ego, per il loro tornaconto, per le loro critiche, insomma, è tutto un sistema che la democrazia non esiste. Se voi oggi ve lo dimostra ancora una volta che oggi alle europee chi ha votato? Ha votato una percentuale bassa del popolo, eppure si è fatto lo stesso, cioè qualcuno andrà a rappresentare noi italiani in quel seggio, in quell'azienda, su 10 persone che hanno votato su 100. Quindi 90 non hanno deciso, perché non sono riusciti a votare. 10 hanno deciso. Quindi si governa su quelle 10 persone. Però quel paese è fatto da 100 persone. Quindi si hanno comunque scelto. E io, che 90 persone hanno detto che hanno astenuto, la democrazia è finita, cioè non regge, non esiste, non è mai esistita, è tutta una bolla, è tutta una balla, è matematica, è scientifico che la democrazia non esiste, come è scientifico che noi siamo una colonna nel 43, quello che diceva Gigi, non decidere, perché nel 43 quando sono gli americani, sono perché hanno messo basanata, hanno messo missili, hanno messo bombe atomiche, quindi io, che sono, io non sono pace, sono uno contro la guerra, io odio la violenza, schifo la guerra. Quindi non volessi che in due giardini da casa mia sia una bomba, però lasciate me, perché il mio americano è venuto e ha detto tu devi tenere e non può fare niente. Ma basta oggi, è semplice, allora guardate la campagna elettorale che ha fatto Meloni contro Biden, prima di essere votata. Appena è stata aiuta, no, tra l'altro da fare fotografie con Biden. Boh,
Quando voi guardate in televisione, che fanno la fotografia, fanno i convegni, stringono in mano, quelli sono tutti segnali che danno agli altri paesi, diciamo loro, io frate Piccindong della Cina stiamo insieme, io e chissà stiamo insieme, quindi no, guardatelo, noi stiamo insieme, si rimane bello e buono, tu vuoi fare un passo, eccetera, eccetera, contro di noi, sappi che noi stiamo insieme, che è tutto un atteggiamento criminoso, è tutto un ragionamento, cioè proprio la logica è sempre quella, non cambia niente l'organizzazione criminale, l'organizzazione governativa, cambiano solo i numeri, la quantità di morti che si fanno, la quantità di soldi che entrano, ma il gioco è quello là e noi non dobbiamo fare assolutamente niente. Niente, né col voto, niente, perché tu vai a votare ma non serve a niente, non serve assolutamente niente. Eppure sta falsa retorica di votare perché c'è gente che è morta per il diritto a voto. C'è gente pure che è morta per il diritto a non voto, cioè se è morto per il diritto a voto è morto pure per il diritto a non voto, è morto per la libertà. E quindi la libertà è quella di no, io decido di non votare. Se no, cioè, è morto pure per me che la persona che io non vado a votare, ma non vado a votare non perché sono disinteressato al mio paese o al mio territorio, a Napoli, anzi, sono interessato vivamente al mio territorio e lo dimostro, non lo dimostro, non c'è dimostramento a nessuno, lo dimostro a me stesso che quello che faccio io nel mio piccolo, nel mio cuore, dentro di me, perché non amo la violenza, quindi amo la pace e vado verso quella direzione, ma non lo, non lo faccio politicamente, non lo faccio perché mi hanno dato consenso, cioè, la politica si fa comunque, ma non votando, cioè votare non ti fa cambiare le cose ti fanno cagnare se tu cagni, se tu rimani a dire arrivi a sviluppare una coscienza umana, umana, no? Cittadina, umana, c'è bisogno che vai a votare in nessuna parte, perché se tu sai, prendi coscienza di te stesso, tu prendi coscienza di te stesso, prendi coscienza pure dell'altra persone, sai dove finisce la libertà tua e dove comincia quella dell'altro, sai dove nasce il benessere e dove nasce, perché siamo fatti di bene e male tutti quanti, quindi sul benessere, sul malessere. Quindi se tu prendi la coscienza, sai come si ne fa male, perché sai se ti fanno male che vuoi essere fatto male, e quindi di conseguenza non fai male, e quindi fai solo del bene, non c'è bisogno di andare a votare, non delegate agli altri, perché delegare agli altri, a me mi ha sembrato l'impressione di togliersi la responsabilità da addosso. Tanti voto a chi che mi rappresenta, chi non ti rappresenta perché sa, vai in champagne con lo stesso politico che va contro, perché chi lo fanno contro, che poi lo studio in telecamera hanno mangiato insieme, si accordano la 6, ci muovono. Cioè, questo è, cioè, è semplice, perché per me è semplice, basta che guardate negli anni come le fazioni no, si mescolano tra di loro, sono sempre gli stessi, chi lo va là, chi lo va qua, insomma è tutto una è così semplice, io non riesco a capire perché si vota ancora, ma in realtà poi lo capisco perché purtroppo c'è l'ignoranza, ma non l'ignoranza come perché noi siamo intelligenti, perché noi siamo no, assolutamente, che nessuno sa niente. Ognuno, io, mi hanno sempre insegnato che se imparo una cosa e la posso raccontare a qualcuno, cioè, la insegno, ma perché a mia volta qualcuno insegna a me delle cose, tutta una catena, no? Può essere una catena viziosa nel bene. E poiché le persone non sanno, le persone fanno il lobotomizzano la mattina sera, stronzate, con le varie strutture societarie, di società che vanno in certificazione, le persone non sanno niente e quindi pensano che uno come Vannacci che non sa niente della vita, cioè uno che è abituato a tenere la pistola in mano, ma che poi può scrivere libri, uno che è abituato a avere un pensiero umano di come può risolvere il problema dell'essere umano, pensando che, cioè, capito? Cioè, è uno che condanna due omosessuali che fanno amore bello, si amano, non danno cazzo a nessuno e non condanna i soldati che si vanno a uccidere per conto di gente che si fanno sapa e gente che muore a cazzo di cane senza sapere niente. Chi è uno che potrebbe governare noi, l'essere umano, e chi è che voto, chi è represso, chi non sa niente, e quindi chi è forte, chi ci protegge da chi? Cioè, quindi questa è la situazione, cioè, uno come Van Eyck si può permettere di parlare di pensiero filosofico dell'evoluzione dell'uomo, uno che te la pistola a mano è abituato ad andare contro all'evoluzione dell'uomo, perché uno che va a uccidere la gente, uno che fa fine di morti militari, è uno che va contro all'evoluzione dell'uomo, può battere una omosessuale. Certo. Salvatore, volevo sentire un attimo te su questa cosa e poi fare una domanda a Francesco per quanto riguarda il mondo del dissenso. Certo, diciamo che questo è un discorso molto complicati, cioè nel senso poi qua Ragazzi, da giovane napoletano, che cosa pensi? nella filosofia. Io studiando i dati e studiando le affluenze passate, ho notato che dall'89 ad oggi l'affluenza è scesa quasi al di sotto del 50%.
E io comprendo la gente che non va a votare perché non sa chi votare. Io stesso oggi, se tu mi dicessi chi vorresti votare, io ti dico non lo saccio. Probabilmente voterei il meno peggio, andrei a votare con il naso otturato. Eh, vedete, secondo me, ieri ho fatto un pensiero. La democrazia è sopravvalutata. La democrazia è sopravvalutata perché non è, o la democrazia di oggi non è la democrazia che pensavano i greci. Cioè, oggi noi ci troviamo a governare, faccio solo un esempio, ma ce ne sono tanti. eh, il cognato della Meloni, che fa il ministro dell'agricoltura, cioè voi mi dovete spiegare chi che ne sa per agricoltura. Oppure, per esempio, anche nelle amministrazioni locali ci troviamo persone, per esempio l'assessore alle politiche sociali va a prendere chi è una terza media. E questa è la democrazia, questo è il lato complesso della democrazia. Però in Italia è amplificata questa cosa. Perché? Se noi andiamo a vedere le elezioni europee, si sono candidati tutti i capi partito. Per esempio, Giorgia Meloni, che è presidente del Consiglio, si è candidata alle europee. Invece di occuparsi e invece di fare il presidente del Consiglio, si è candidata alle europee. Perché? Perché poi lei si deve dimettere e deve scattare il secondo. In altri paesi candidano persone preparate. Cioè, per esempio, a un ingegnere lo candidano e lo mettono nella commissione infrastrutture, perché giustamente quello è un ingegnere, ha studiato, sa di quello che parla, sa quello che fa e quindi lo mettono in quel campo, in quel ramo. E poi se la gente non va a votare, è pure perché questi qua ci raccontano un sacco di stronzate, ma tutti i partiti, no? Fateci caso, fanno delle promesse in campagna elettorale e poi non le riescono a mantenere. Cioè, Piada Meloni, no? Disse che se lei andava al governo, la prima cosa che faceva tagliava le accise sulla benzina. Oggi la benzina sta a 2 euro. Aumentiamo le pensioni a 1000 euro. Facciamo, che ne so, questa misura, questo bonus e poi non abbiamo le coperture finanziarie. Abbiamo un debito pubblico altissimo, nessuno ne parla. Chi è che possiede il debito pubblico italiano? Andiamo a vedere chi sono queste multinazionali, queste banche, l'alta finanza, la finanza americana. Noi siamo una colonia degli americani. Cioè noi facciamo gli interessi del mercato. Quando c'è al potere un governo, come dire, che non piace al mercato, lo etichettano subito come un governo populista, lo spread sale, aumentano. Quindi oggi diciamo sono discorsi molto complessi. Cioè, io per fare questo discorso ho dovuto studiare tanto e secondo me non ci capite niente. Non ho capito, Gigi. No, c'è stato un ritorno. No, purtroppo, scusatemi, purtroppo mi stanno segnalando la diretta e ogni tanto mi fanno cadere dalla live. Ah. Vabbè, andiamo avanti, Ormai scusami, nella Salvatore. normalità. E quindi insomma bisogna fare un grande lavoro nei territori. Un tempo esistevano le sedi di partito, nel bene o nel male c'erano delle ideologie, si combatteva per un qualcosa. I giovani non vanno più a votare, non credono più nella politica, ma è anche giusto perché sono No, incazzati. perché la politica non crede in loro. E anche la politica non crede in loro, ma perché alla politica fa bene che un giovane o una persona non va a votare, perché loro hanno i loro pacchetti di voti. Quando tu ti astieni, cioè che non vai a votare, tu lasci la decisione agli altri. E loro i loro voti non ce li hanno. Però su questo, però su questo Salvatore ti posso dire una cosa. Cioè, alla fine la storia ci insegna che questi non è che governano con i voti. Questi qua governano senza, con, a parte che poi, onestamente, no? Se volessimo fare un ragionamento, ad esempio, oramai è storicamente riconosciuto il fatto che il referendum di quando l'Italia doveva votare monarchia e repubblica fu un voto finto, cioè l'Italia votò monarchia per la maggiore e loro dissero che non è vero, che l'Italia aveva votato la repubblica. Ora, fermo restante che io con la monarchia non ho niente a che vedere, non me ne importa proprio, ma non è quello il punto, è per dire che alla fine se ci dovesse essere un ripetersi di questi
imbrogli che utilizzano solo e meramente in termini comunicativi e mediatici. Ma in fondo noi, ma come potessimo mai a sapere se non fra 30, 40, 50 anni? Il problema che secondo me ci dobbiamo incominciare a porre reale, perché giustamente Salvatore potrebbe dire, e vabbè Gigi, abbiamo capito, allora che si può fare? Io credo, oh no, scusa, va tu. Sì, sarebbe la domanda giusta. Io penso, io penso che bisogna cominciare a pensare veramente a lavorare sulla crescita delle persone, perché quello che stai dicendo tu, che poi può diventare un processo di come si chiama, di democrazia, cioè nel senso che poi ci riconosciamo uguali tra noi e quindi giustamente riusciamo praticamente a deciderci tra di noi quello che si deve fare in base alle competenze, come dicevi giustamente tu prima. Ma in questo momento la politica, cioè il vero dramma di questo che noi stiamo cercando di fare vincere da questa diretta, è che oggigiorno la politica, ove mai volesse, è praticamente sottomessa alle logiche della grande finanza internazionale. Assolutamente. Cioè, oggi tra il mercato e il governo Meloni, ove mai rimane a Madrid, vai a Camanderra Meloni. Posso dirti una cosa, Gigi? Ti lascio vai, facciamo non perché voglio lasciare pure la parola agli altri. Non so se molto probabilmente le persone che ci stanno ascoltando, alcune, non tutte, non conoscono società o meglio grandi fondi di investimento come BlackRock, State Street, Vanguard. Questi sono fondi di investimento che possiedono triliardi, cioè parliamo di 1.000 miliardi, 1 trilione e 1.000 miliardi, una cifra astronomica. Paradossalmente questi fondi, queste banche hanno molto più soldi degli stati. Spesso sono stesso questi grandi fondi di investimento che si comprano il debito pubblico degli stati, no? Oggi la società di oggi si tiene in piedi sul debito e paradossalmente, ti porto un esempio, noi quotidianamente con delle piccole azioni andiamo a finanziare queste società, questi fondi di investimento, queste banche. Ti porto un esempio perché loro posseggono l'80%, il 90% delle aziende. Se tu compri Coca-Cola, se ti compri una lattina di Coca-Cola, involontariamente tu stai finanziando queste società, queste grandi banche, questi grandi fondi. E quindi insomma, ecco, sono loro che poi fanno il lobbismo, finanziano i partiti e lo abbiamo visto anche con lo scandalo che è successo in Liguria, dove... Ma questo sabato intervengo un secondo, cioè questo è una roba che noi siamo talmente invischiati dentro tutti quanti. Cioè, non è che noi parliamo e noi stiamo parlando attraverso un social, attraverso un telefono, attraverso dove andiamo a finanziare aziende. Assolutamente. Quindi l'unico modo l'unica cosa che abbiamo è usare il contenitore per contenuti diversi. No, quindi non per dire le solite cose sulla politica oppure per dire Massimi sistemi, certo. massimi sistemi, cioè cercare di comprendere l'essere umano a Rossa N, in quale direzione sta N, e da là ripartire da là, cioè mettere un seme in quella strada là per far crescere un essere umano per noi, per crescere prima di noi ovviamente, sempre prima innanzi, sull'ultima autocar, per far crescere un essere umano cosciente di quello che è. E se un essere umano è cosciente, automaticamente cominciano a formarsi società coscienti, rispetto a come mo sono società dormienti, cioè sono società totalmente assoggettate a 10 l'ora. Io voglio farvi una domanda a tutti voi. Una società che non investe sui giovani, e quindi voglio parlare localmente, non voglio parlare per diciamo situazioni internazionali che poi fondamentalmente potremmo fare niente perché il sistema è troppo incancrenito a quei livelli. Però guardiamo nel piccolo, guardiamo i nostri quartieri, no? Sai che tu sei di Mater Dei come me, ma destra, insomma, tra Mater Dei e sanità c'è il 45% di dispersione scolastica, cioè i giovani non vanno a scuola, cioè non arrivano a finire la scuola dell'obbligo. Una società
che ha dei giovani che non vanno a scuola, quindi dei giovani che non sono fondamentalmente istruiti, tu hai gli strumenti per combattere culturalmente questo sistema. Certo che ci stanno gli strumenti, poi ci stanno milioni di strumenti per poterlo fare. Cioè, non è che manca lo strumento, manca la volontà di volerlo fare. Perché lo Esatto. strumento, sa voglia che strumento, no? Ma strusati, basta solo se andare in un quartiere periferico, come il mio quartiere, che non so di Malatesta di Ciampino, un quartiere mio, No, dico abiti. la mattina cambi un giorno, ci metti, fai di un anno, cominci a colorarlo invece di tenerlo grigio. Semplicemente, fare semplicemente questa azione, colorare Scampia, renderla colorata. Il creatore di domani, già quando si scende la mattina, si scende in diverso come si scende 10 anni fa. Perché una cosa è svegliarti, io te lo dico io per esperienza mia, cioè una cosa è svegliarti la mattina e affacciarti dal balcone e vedere solo grigio, tutto chiuso, solo grigio, 24 ore su 24, perché allora non puoi uscire, perché molte persone che vivono in quei posti che non hanno gli strumenti per uscire. Allora, gente che vive a Scampia, quando va a Napoli diceva che a Basci Napoli, Scampia a 800 metri dal bosco di Capimondo. Ok? Nella Napoli, e pensa in capo che la persona che tiene per pensare di scendere a Napoli, fa tutto a Napoli. Pensi come t'hanno sciso mentalmente, no? E influisce anche le mura, influiscono. Non è diverso se esci la mattina con balcone di Magellina, di Romano, no? Non è che poi là stanno il persone medio, non è che si fa una differenza. È una questione proprio di sporcizia nell'anima che si accumula inconsciamente solo per quello che vedi. Si atrofizza un occhio, si atrofizza il Il degrado cervello, genera degrado. dei gradi c'è. Ma anche la mancanza proprio di Che ci luce. vuole tutta una parete, fratello? Che ci vuole che un comune organizza una squadra per fare delle cose artistiche per tutte le mura? Che ci vuole? Non ci vuole niente, ci mettesse 2 mesi, 2 mesi. Quindi lo strumento c'è, non c'è la volontà. E allora a questo punto, perché questi qua non fanno niente per noi, questo non è un discorso questo è un discorso partitico, questo è un discorso politico ma sociale. Almeno per quanto mi riguarda io sono un discorso culturale e sociale, quindi politico, partito, non interessa niente. A questo punto, poiché che si non fanno niente, noi che ci abbiamo lo strumento, noi che ce lo guadagniamo lo strumento, studiamo, cerchiamo di portare, organizziamo noi, ci organizza cooperative di giovani, di guaglioni, organizziamo noi. Perché poi stanno pure gli imprenditori, perché poi bisogna demonare, perché poi non ci viene comunista, no, stanno pure gli imprenditori che possono dare una mano, imprenditori seri, persone che lavorano e che creano economia. Io penso che il discorso supera anche la questione scolastica, no? Proprio la scuola intesa come istituzione, no? Viene superata. Ma Diciamo. scuola fa solo danni, cioè, Popolare. pure la scuola è un tema importante da affrontare, perché la scuola, come è strutturata la nostra scuola, Esatto. è una scuola che costruisce semplicemente persone da mettere in società perché l'unico posto che può ispirare è l'impiegato, quindi, oppure l'operaio, eccetera, eccetera. Gli S-men che durano tutta la vita. Punto, basta, perché a scuola ti insegna a nascere pure ai righi, a stare nel tuo posto, non ti insegna a pensare. Poi ti racconta cose del passato, Magari anche false. in realtà ti fanno studiare Napoleone, almeno quando studiavo io, sto dicendo, quando non studiavo a scuola, non fatto niente, però quando andavo a scuola io Napoleone era l'eroe, no? Napoleone, ma pazzi andavano nei morti, bravo. Cioè l'eroe. Oppure no, della Garibaldi l'eroe. no, capito? No, come Garibaldi, oppure non sai, ci fanno studiare che l'America l'ha salvato, La scoperta, Il certo. mondo ha importato la democrazia. Allora, Cioè, ragazzi, guarda caso, l'unica nazione è l'unica fazione occidente, cioè l'unica nazione che da quando è nato l'uomo ha lanciato bombe atomiche è l'America. È ammazzando 100.000 persone in un solo colpo, praticamente. Però a noi fanno Cioè, credere che vai, Putin invece ci ha messo accorti Putin perché lancia le bombe atomiche, per carità, Putin è nato dittatore, è nato assassino, è molto cazzo lui. Però cioè, a noi ci abbuffa una capa che Kill è il demonio, Kill ci fa scelta che tiene bombe atomiche, ma fino a mo' lui, siamo stati gli unici occidentali che hanno lanciato le bombe atomiche. Quindi già se la gente si potesse a pensare, a riflettere, dice aspetta, oh, c'è qualcosa che non va, faceteci capi buoni, perché la gente non lo fa? Noi a che stiamo a portare gente? Cioè, c'è un vecchio detto, dice non portarci il pesce, devi portare la canna per insegnarlo a pescare. Bravo. Assolutamente.
Volevo fare intervenire un attimo Francesco e parlare di nuovo di astensionismo e soprattutto del risultato del cosiddetto mondo del dissenso, perché visto che lui si tratta di tema in metapolitica, diciamo che è il programma che gestisce sui canali dell'identitario, volevo un attimo capire da parte tua che cosa ne pensi del risultato del mondo del dissenso e poi anche dei venti di guerra che probabilmente aspireranno ancora di più col fatto che l'Europa si è spostata verso centrodestra. È una macchietta questa cosa perché c'è poco da fare, la visione è sempre la stessa, però tocchiamo prima il mondo del dissenso qui a Napoli. Sì, allora nel mondo del dissenso ci sono stati prima del giorno delle elezioni due linee in sostanza, quella dei candidati che erano presenti, no, nel listone Libertà di Cateno De Luca, alcuni candidati, alcune sigle e personaggi del mondo del dissenso, poi c'era Democrazia Sovrana e Popolare presente soltanto nella circoscrizione centro, quindi diciamo con nessuna possibilità di essere, di arrivare all'elezione di un suo rappresentante. E poi c'è stato tutto quel mondo del dissenso che ha propagandato l'astensionismo oppure la scelta di recarsi alle urne ma di annullare le schede. Quello che io ho notato è che si sono propagandati due atteggiamenti, a mio avviso, entrambi deleteri, perché da un lato molti di coloro che erano candidati, cosa che hanno fatto poi anche nella precedente tornata elettorale, quella delle politiche del settembre 2022, che cosa facevano? Tendevano a criminalizzare tutti coloro che insomma si volevano astenere e parlavano a favore dell'astensione. C'è stata una vera e propria criminalizzazione di coloro che si sono astenuti. Allora questo mi fa riflettere, perché diciamo il sistema in cui siamo immersi, no? Questo sistema, questa matrix del mondo occidentale tende sempre a presentare un nemico, no? In questo momento il nemico che ci hanno presentato è la Russia, negli anni passati è stata Al-Qaeda, l'ISIS e così via, a ritroso. C'è sempre stato un nemico, cioè questo giochino dell'individuare il nemico è tipico di coloro che hanno un potere e vogliono mantenerlo. Lo faceva Berlusconi anche, no? Lo ricordate negli anni 90, no? Lui sollevava lo spauracchio del comunismo, chiaramente inesistente, e così via. Insomma, un po' tutti hanno fatto questo gioco dell'individuare un nemico per sostanzialmente mantenere la loro posizione di potere. E quindi mi fa riflettere che anche una certa area del dissenso, per mantenere la loro posizione, seppur minoritaria e poi insignificante al di fuori di quella bolla, ha proposto questa criminalizzazione nell'individuare il nemico, no? Coloro che dicevano di astenersi. Dall'altro lato c'è però il discorso di, e questo secondo me è anche deleterio, il discorso di coloro che hanno parlato a favore dell'astensione in modo costruttivo, perché ahimè ci sono anche questi qui, cioè che dicono che astenendosi il sistema crolla, e che chiaramente è una baggianata, è una falsità, cioè quelli proseguono fregandosene anche dell'astensione bassa, cioè non è che in questo momento io penso che si staranno disperando che in Italia ha votato meno del 50% degli aventi, diciamo, dei votanti. Non si staranno disperando, insomma, anzi poi pubblicamente li vedi che sono tutti contenti, cioè ormai sembra che le elezioni non le perde nessuno, Ti cioè, arriva la notizia dell'astensionismo, dice c'è stato questo astensionismo, basta, il giorno dopo fanno finta di se ne nulla. possono fregare, cioè non è che, voglio dire, non è che staranno lì a disperarsi che c'è stato l'astensionismo, secondo me. Cioè, secondo me l'astensione è sicuramente un dato politico che dovrebbe far riflettere a chi si propone alle elezioni e alle istituzioni, però secondo me se ne possono fregare bellamente e possono anche in qualche modo girare questa cosa contro le persone, diciamo contro i cittadini. Possono dire ormai c'è un dato di astensione molto alta,
magari agevoliamo le persone con il voto elettronico da casa e così via. E sappiamo che cosa può accadere con il voto elettronico, diciamo, negli Stati Uniti d'America, con il voto elettronico ormai ci fanno quello che vogliono, ma poi come diceva Gigi, c'è anche da tenere in considerazione la possibilità che comunque il gioco sia truccato, che quando non va bene un determinato risultato possano comunque intervenire in qualche modo truccandolo. Insomma, l'hanno fatta molto probabilmente nella prima elezione, quella lì del referendum monarchia-repubblica. Non si vede perché non lo possano fare successivamente. Quindi diciamo questi due atteggiamenti entrambi deleteri a mio avviso, sia quello di coloro che propagandano l'astensione come risolutiva di qualcosa, l'astensione come se faccia crollare il sistema, il che è chiaramente falso, sia coloro che si presentano alle urne nel mondo del dissenso, ottenendo risultati poi sconfortanti, e criminalizzano coloro che si sono astenuti o che hanno propagandato l'astensione. Detto questo, però il tema, diciamo, secondo me vero sarebbe, diciamo, chiedersi che fare, e voi avete negli interventi precedenti sollevato, no, diverse possibilità, cioè diverse strade. Quella sicuramente di battere maggiormente sulla cultura, quindi di far crescere la coscienza e la cultura. È chiaro che però il problema che diceva prima Maldestro, no, quello di lavorare sulle coscienze, una crescita delle coscienze, che è sempre un lavoro che deve partire individualmente da tutte le persone, da ogni persona, deve sentire la persona di poter fare un percorso suo di crescita coscienziale e culturale, e molto spesso l'animo umano ci dice che le persone fanno dei cambiamenti nel senso di crescita quando affrontano forse delle difficoltà o delle sofferenze. Forse, ahimè, diciamo, come dire, l'animo umano funziona anche così. Forse fino a quando non c'è una sofferenza, molti tendono insomma, a non volere intraprendere un percorso di crescita. E quindi questo è sicuramente un dato su cui un'altra cosa sarebbe doverosa, quella di partire dai territori, cioè fare in modo, qualcuno l'ha detto, che ci siano aggregazioni sui territori, punti di incontro, e in effetti poi voi a Napoli su questo ci lavorate tanto e state facendo tanto su questo aspetto, in modo tale che almeno ci siano... Francesco, scusami. Sì. Colgo pure l'occasione di salutare Pablo che ti saluta Antonio. Scusami. Anzi, se vuole salire in diretta, siamo solo nel caso organizziamo anche una live con lei, se è con te. Ma se vuole salire in diretta, invitala. No, già l'ho invitata, ma ha risposto, ha detto che non può in questo momento. Ah, ok, va bene. Scusami, Francesco. No, e quindi questo l'altro dato fondamentale è quello di lavorare sui territori, fare in modo che ci siano realtà, qualcuno prima citava le casse del popolo o qualsiasi altro nome, insomma, che volete. Fare in modo che dinanzi alle difficoltà le persone abbiano dei punti di riferimento, dei punti di incontro, dei punti di ritrovo, dove persone che la pensano in modo simile possano vedersi, perché poi negli anni precedenti ci hanno anche fregato in questo modo, cioè togliendo tutti gli spazi di condivisione, di incontro, di idee, tutti gli spazi sociali in qualche modo. Ecco, gli spazi sociali sono diventati centri commerciali, invece no, bisogna riappropriarsi di veri spazi sociali dove si va per pensare, per ragionare, per buttare giù delle idee, perché secondo me in questo momento quello che mancano sono le idee, cioè. E le idee molto spesso nascono anche nel confronto tra le persone, quindi guardandosi, vedendosi e buttando giù, ognuno dicendo ma anche la propria stupidata, la propria cazzata, però da quella cazzata può essere l'occasione ad un altro di far venire fuori qualche altra idea, perché secondo me abbiamo bisogno di nuove idee, di nuovi paradigmi, cioè forse dobbiamo ragionare in modo completamente diverso. Ragazzi, posso farvi una domanda? Vai, Salvatore. Secondo voi, no?
io credo che il più grande problema di questo paese, io parlo dell'Italia, è che purtroppo siamo italiani e quindi la corruzione, no? Cioè, a noi la corruzione, secondo i dati, secondo le statistiche, da quello che ho letto, ci costa 237 miliardi all'anno. Se aggiungiamo l'evasione fiscale, qua ci abbiamo politici, anzi Berlusconi è stato condannato per evasione fiscale, abbiamo avuto il Presidente del Consiglio che è stato condannato per evasione fiscale. Secondo me no, perché poi noi dobbiamo fare anche il discorso economico, perché oggi qua, insomma, se non hai soldi non campi e spesso chi non ha i soldi si ritrova a vivere nel degrado, no? Consideriamo anche oggi che la vita si è fatta anche molto più cara, considerando che abbiamo una guerra in Europa, che l'inflazione è aumentata, che i prezzi dei beni primari sono aumentati, cioè lui oggi sta a 11 euro, o sale è aumentato, cioè cose indispensabili per un essere umano. E tra l'altro hanno tolto pure il reddito di cittadinanza, che secondo me era una misura che ha aiutato tantissime famiglie che vivevano in povertà. Quindi noi, se vogliamo veramente cambiare le cose, è vero che ci dobbiamo confrontare e avere delle idee, però noi dobbiamo combattere pure tutta questa corruzione che teniamo in politica, che ogni giorno esce un'arrestata. E quindi secondo me, visto che allora ci dicono che devono attuare sempre queste politiche di austerità, che in questi 10 anni abbiamo avuto quasi solo governi tecnici che hanno applicato solo governi di austerità perché dovevamo ridurre il debito pubblico, perché non hanno fatto una buona legge anticorruzione? Perché non hanno fatto una legge contro il conflitto di interessi? Cioè che l'imprenditore finanzia a te partita e poi è normale se l'imprenditore finanzia a te partita, io partito non posso fare una legge contro 3 imprenditori e non voglio dire che tutta la categoria degli imprenditori sono attenzione, però insomma basterebbero 3 cose. La prima, secondo me, fare una buona legge anticorruzione e già secondo me su 237 miliardi in 10 anni siamo ridotti del 50% di debito pubblico. Allora io batto su un'altra cosa, che è la mia battaglia personale. Il fatto che esiste la legge è un fallimento dell'essere umano. Il fatto che esiste una legge è un fallimento umano. Ma lascia che viviamo tutti quanti mischiati in questo sistema, ragionate da esseri umani, spogliamoci da tutte le proam, stacchiamoci da questa roba qua. E rispondiamo a Francesco che diceva giustamente, no, che un percorso di vita ti porta a delle conoscenze, quando più cresci, più esperienze accumuli, più batoste prendi, più riesci a tutto a posto, ed è assolutamente sacrosanto. Però perché intervenire prima? Perché se tu mi fai crescere, tu a me adolescente, mi fai crescere, o bambino, quindi dai 7, 10, 11, il periodo della scuola, mi fai crescere in un sistema che ti insegna, soprattutto a non fallire, che se che fallisci non sei buono. In realtà il fallimento poi genera tutto quello che Francesco, no, che io asterisco, no, che è la costruzione di un'anima, il fallimento. Quindi l'elogio ai fallimenti già è una cosa importante. Ma basta guardare le campagne che fanno, sono tutti dei vincenti, sono tutti... Ma nessuno vuole dire che ho sbagliato. Secondo voi, esseri umani vi conoscete tutti quanti, sappiamo che sbagliamo, che falliamo, no? E perché loro ne sa fallire? Perché io politico ne sa fallire? Quindi già questo dovrebbe farvi capire la narrazione come è finta. Però se cresciamo ragazzi in una società dove il mito è l'economia, dove il mito è il brand, dove il mito è questa roba qua, piuttosto è normale che, come dice Francesco, invece lo teatro ci mettono centro commerciale, perché abbiamo cresciuto uomini che hanno fatto pensare che l'economia è quello che ti fa om. Certo, il capitalismo. Quindi, se tu vai a operare nelle situazioni, cioè quando siamo creature, quando stiamo vivendo la vita, con i nostri esempi, c'è più possibilità che se dai a una persona un teatro, ci fai capire il sentimento, ci fai capire l'aggregazione, lo scambio culturale, no? Lo stare insieme agli altri rispetto a via Fisord, perché sennò non si nessuno, no? Probabilmente, non è sicuro che poi vengono le vite, ma probabilmente potesse stare più teatro che centro commerciale. Non c'è dubbio. Gigi. Assolutamente. Anzi, io volevo cogliere proprio l'occasione di quello che sta dicendo Antonio, perché praticamente Antonio pone il ragionamento su un tema che purtroppo viene sempre discriminato, viene sempre bistrattato.
perché siamo tutti quanti troppo impegnati a parlare di quello che secondo la massa conta. Quello che secondo la massa conta è semplicemente le catene della schiavitù, entro cui un circuito costruito ad arte, dove gli animaletti domestici devono stare dentro e seguire una serie di regole che sembrano costruite per il bene degli animaletti domestici, ma invece non è così, ma è semplicemente la trappola. Purtroppo è come il concetto del pollo da batteria. Quello, pure se lo lasci in libertà, si sente spaventato dalla libertà e quindi torna indietro nella batteria dove il pollo c'era, si sentiva più al sicuro là. Però quella non solo è un'infelicità perché non è una vita, ma è morte certa da lì a poco, perché prima o poi andrà a finire sulla tavola da qualche parte. Il tema filosofico invece, che è quello che praticamente non si parla più, perché parlare di filosofia è quasi, o parlare di idee sta quasi a significare come insultare qualcuno, perché che buffo filosofo e che buffo vuoi pensare. Noi a Napoli avevamo la scuola epicurea, che era l'università dell'ozio, cioè dell'ozio noi ci abbiamo fatto una ragione di vita che se minimo oggi fosse ancora tra noi sarebbe il più alto concetto di rivoluzione. La nostra cultura magno-greca, da dove partiamo chiaramente, è piena e pregna di questi concetti, di queste cose, perché questa visione ellenica di una visione greco-romana della propria esistenza, una visione mediterranea, essere l'Oriente dell'Occidente, questa visione che viene bistrattata, viene discriminata intellettualmente, è la visione della logica per servire la libertà. Poi, quando si è scrostati e si ha il sentimento di queste cose, come ci indica anche Antonio, allora possiamo cominciare a parlare ma in modo veramente scardinante, di perché gli enti internazionali dominano la politica, perché la nostra politica non è più la polis, occuparsi della cosa pubblica, il mondo delle idee che si impongono nella società, assolutamente no, ma è una sorta di servitude che serve praticamente a concetti propagandistici, ma semplicemente per poi portare le pecore verso le grandi compagnie o le grandi organizzazioni. Io l'ho detto anche prima, lo ripeto, ma secondo voi è normale che noi, cioè tecnicamente, noi dovremmo scegliere dei politici che dovrebbero gestire una nazione? Chiamiamola nazione, lo Stato italiano. Ebbene, secondo me è normale che l'OMS deve decidere il sistema sanitario nostro? Ma chi l'ha votato? Chi gli ha dato l'autorità per poter scegliere per tutti noi? Uno, chi ha chiesto, chi ha deciso quando noi dovevamo essere sottoposti alle leggi e alle regole di un sistema militare come la NATO, che ci deve dire come, dove e quando andare a portare i militari, le armi e come spendere i nostri soldi? Quando abbiamo votato che l'Unione Europea potesse legiferare una serie di concetti burocratici per rendere la vita impossibile al mondo del lavoro e alla piccola e media impresa, quando abbiamo votato che le grandi aziende, le lobby internazionali o che ne so, gli stessi social dove noi ci stiamo esprimendo diventassero degli editori. Cioè oggi TikTok decide se io, Maldestro, Salvatore, Antonio o Emilio possiamo parlare di Israele oppure no. Noi pensavamo alla libertà di stampa, ma la libertà di stampa è sottomessa a una logica affaristica del mercato che impone le proprie regole e serve i propri concetti. Perché se domani mattina Zuckerberg decide che non si può scrivere la parola Israele, la libertà di stampa votata nel Parlamento che non serve a niente, non può farlo. E non è che il Parlamento italiano poi dopo multa Zuckerberg, gli impone di dover
lasciare libera la comunicazione e gli impedisce di potersi permettere di decidere per la libertà dei cittadini cosa devono pensare, scrivere o fare. Assolutamente no. Assolutamente no. Perché? Perché molto semplicemente tutte queste logiche sono sottoposte al vero potere, che non lo vota nessuno. Non lo vota nessuno. Allora, io capisco quando c'è un'elezione comunale, perché un sindaco, a differenza di uno che va alle europee, a differenza di uno che va alle nazionali, un sindaco 4 cose in una città le può, nonostante tutto, ancora decidere. Anche se il porto non può parlare perché c'è un ente statale, l'autorità portuale, che decide tutto. C'è la sovrintendenza che decide, capo, è un fenomeno antropologico da studiare la sovrintendenza, perché ha permesso degli ecomostri incredibili su alcuni posti impensabili, e poi magari te ne fa una tarantella, si uno, te ne una puteca con un muro, che te ne una preta antica, cioè capito? A rovere e a rocegano, perché anche quelli sono sottoposti a logica e potere, no? Per esempio, ci sono normative nella città di Napoli che impediscono il food e il beverage nel centro storico, però nessuno ha impedito a Starbucks di potersi mettere in da galleria e praticamente aprire e decidere che allora apre, perché sono Starbucks. Allora chi comanda? Però un sindaco comunque ancora qualcosa può decidere. In regione ancora qualcosa impatti sul sociale. Ma a livello nazionale oramai non decidono neanche più o colore, scusatemi del termine, la mutanda che si fanno mettere in culo. Cioè sui grandi temi Sì. sono tutti appiattiti a quello che dice l'OMS, la NATO, le organizzazioni non governative e le grandi lobby internazionali come Jeff Bezos, Elon Musk, eccetera, eccetera, e la lista sapete voi. Poi mi riallaccio a quello che diceva Maldestro. In Russia dice c'è l'oligarchia, certo, però almeno loro siamo un'oligarchia. Ma perché in Occidente non ci sta l'oligarchia? Ma perché gli Elkan, i Rothschild, i Rockefeller non sono una parte dell'oligarchia? Sì, sì. Non Gigi, sono un'oligarchia. ti voglio fare un attimo una domanda, tornando alla questione delle comunali. Secondo voi, anche questa logica che ci sono le europee, vuole, diciamo, caso strano, dobbiamo andare a votare in oltre 3.000 comuni, 3.700 comuni. Se non ci fossero state le comunali, probabilmente a livello di affluenza di voti alle europee sarebbe stato anche più basso. La stessa cosa, è vero, tu dici a livello di costi, diciamo, c'è un risparmio economico, eccetera, ma le persone sono andate a votare alle comunali e si sono trovate anche a votare alle europee. Stiamo parlando di 3.700 comuni in Italia, quindi un terzo dei comuni italiani. Se non ci fossero state anche le comunali, è probabile che le europee avrebbero avuto, parlo a livello sempre italiano, nazionale, avrebbero avuto anche maggior dissenso nel non andare a votare. Secondo te? Guarda, ti rispondo io, non lo so, Emilio, è difficile dirlo. C'è da dire una cosa, che i grandi partiti di massa, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Forza Italia, hanno comunque un blocco di elettori che ci va sempre a votare, cioè quelli che sono, come dire, Gigi prima citava un concetto che è quello, no, delle persone che sono legate alle loro catene, no? Che se anche apri la gabbia, un po' l'uccellino, no? Che sta in gabbia, gli apri la gabbia ma non esce, rimane nella gabbia. Ma lo diceva uno tanti secoli fa che si chiama Étienne de la Boétie, era un filosofo, e diceva proprio questo concetto che prima Gigi ha espresso. E questo filosofo diceva anche una cosa fondamentale, cioè che il sistema comunque si basa sul fatto che ha una serie, un numero tale di persone, le caste, chiamiamole come i 5 Stelle le chiamavano le caste, no? Dà una serie di privilegi, cioè fa cadere delle bricioline su cui poi diciamo una serie di persone ci mangiano, capito? E quindi c'è sarà sempre, secondo me. Cosa? Dimmi. Dopo, no, dico Emilio, dopo leggi il rullo. Sì. No, perché sarà sennò perché sempre. molte persone fanno domande ma nessuno le risponde.
Sì. le rileva. Ci sarà Proprio però sempre, voglio dire, una serie di persone che mangiano da quel sistema e che poi vanno a foraggiarlo quel sistema, no? E quindi i grandi partiti Posso di dire una massa cosa? hanno una serie di clientele che poi Posso vanno a dire una votare. cosa? Perché sennò altrimenti insomma a finire sul dibattito sfocia nella retorica, no? Ma qua ci stanno 50.000 persone, no? No, perché voglio tirare fuori i Borrelli, no? Però voglio... i Borrelli è un caso, come tanti, no? Che si mettono coppa hanno social e fanno sulle pagianate e pigliano 50.000 voti. Ma tu, come vuoi vincere la guerra contro i massimi sistemi? Cioè, qua bisogna iniziare proprio da zero, dal basso. Io sono d'accordo pure con Maldestro quando dice che magari pittare un muro, sai, tu comunque generi bellezza e la bellezza porta a bellezza. Ma qua il comune di Napoli non manca il PIN. Vabbè, però anche questi La personaggi... municipalità non Certo. esistono gli assistenti sociali. Nel momento in cui il ragazzo non va a scuola e non interviene la famiglia, deve intervenire lo Stato. Perché se il tasso di analfabetizzazione aumenta sempre di più, tu non ne tieni mai gli strumenti culturali per combattere questo sistema. Io ho un'associazione da 5 anni, sto cercando uno spazio per fare qualcosa con i ragazzi. Il comune non me l'ha mai dato, sono stata a due presidenti della regione, a due assessori giovani, a due presidenti della municipalità, l'assessore della municipalità, nessuno mai si è offerto di darmi una mano. Ma che stiamo parlando? Il problema è che oggi la gente ci mettiamo in coppa i soci, incluso me, e vogliamo rivoluzionare. Poi quando si deve passare dalle parole ai fatti, È chiaro. ma quali sono i fatti? No, Spiegalo tu. aspetta, una cosa. Emilio, scusami, io come ti dicevo, scusami un attimo, Emilio, io devo andare via, vi saluto e vi ringrazio, diciamo, insomma, aver partecipato, Ringraziamo avermi noi fatto te per- partecipare. Ti Va ringraziamo. bene, alla prossima. Ciao. Grazie Francesco, Grazie a grazie. tutti. Ciao, ciao a tutti. Ok. No, Luigi, stavi dicendo? Poi volevo leggere qualche commento.